Gentili signore e signori, l'informazione di Canal Furlan anche oggi è con voi. Notizie, servizi e approfondimenti dal... Ci troviamo all'esterno dell'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia, da qualche giorno chiuso per pericolo da parte dell'ENAC, che dopo 20 anni si accorge che qui a Gorizia ci sono probabilmente dei residuati bellici. Sta di fatto che però l'aeroporto è stato chiuso, la città no. Effettivamente l'aeroporto è stato chiuso perché dicono per motivi di pubblica incolumità, e questa pubblica incolumità è dovuta al fatto che qualche persona ha detto che ci sono dei residui bellici e poi, non essendo contenta della motivazione, ha aggiunto che vi sono edifici pericolanti e non essendo ancora stata sufficientemente convincente, ha detto che anche c'è un pericolo per i pedoni che vengono a correre a fare intorno all'aeroporto. Senta, da semplice cronista di provincia, viene la domanda, viene spontanea, no? Si accorgono ora che succedono queste cose oppure per 20 anni hanno fatto finta di niente? No, diciamo che per tanti anni hanno fatto finta di niente, anche perché a suo tempo sono state fatte già diverse bonifiche, le piste ad esempio sono state arate e riarate più volte anche a profondità di quasi mezzo metro e non è mai stato trovato sulle piste nessun ordigno, e quindi è un assurdo che vengano chiuse le piste e interdetto il volo. Secondo lei qual è la motivazione reale? È difficile dirlo, noi riteniamo che questo sia un pretesto. Cioè ci sia qualche persona che non sappiamo chi, comunque che abbia voluto affossare l'associazione, non so quale sia il motivo, perché l'associazione transfrontaliera Duca d'Aosta, di cui io faccio parte, è nata un anno fa e in un anno è riuscita finalmente a fare una manutenzione straordinaria dell'hangar, è riuscita a sistemare le piste, è riuscita a portare dentro 20 aeroplani che volavano regolarmente, e quindi questo potrebbe aver dato fastidio a qualcuno, o qualcuno vorrebbe essere al posto nostro a gestire tutta la situazione adesso che le cose sono fatte. Chiaramente, no? Quando le cose in Italia funzionano poi si devono bloccare. Possiamo dire l'ennesimo sgambetto a questa città. E infatti, oltre, adesso senza entrare in politica, ma dopo aver perso il punto nascita perdiamo anche l'aeroporto, perderemo anche il municipio, e quindi a quel punto diventeremo tutti, anzi ci converrà forse andare dall'altra parte in Slovenia a fare, che forse ci accolgono più volentieri. Diventerà, come si dice, nuova Gorizia in questo caso. Senta, al di là delle battute e comunque dei sassolini, qua più che sassolini veramente bisogna scavare una montagna, questo aeroporto era previsto eventualmente la possibilità di fare anche atterrare degli aerei a livello, diciamo così, commerciale, non di grossa cilindrata, però insomma la possibilità c'era, no? Per lo sviluppo anche transfrontaliero della zona. Ma questo è un aeroporto di categoria 1 e quindi teoricamente possono atterrare gli aeroplani che rientrano in questa categoria. Attualmente diciamo che l'aviazione generale si basa soprattutto sugli aeroplani ultraleggeri, che hanno una normativa molto più leggera e permette anche, diciamo, a tutte le persone, anche che non hanno grandi risorse, di poter provare l'emozione del volo. Perfetto, adesso sentiamo il Presidente invece. Presidente, immagino che lei sia non arrabbiato di più. Il problema grosso è il problema economico che ci ha comportato questo improvviso avviso di sgomberare in 448. Avevamo 19 velivoli dentro l'hangar in 3 giorni, perché l'avviso ci è arrivato sotto Ferragosto, con 3 giorni festivi, in pochi giorni abbiamo dovuto sgomberare l'hangar. Di 19 aeroplani ce ne sono rimasti 3 e probabilmente quelli che sono andati via non ritornano più, perché un danno economico non da poco. Senta, in soldoni, quanto vi costa questo scherzetto? In soldoni faccia conto che ogni velivolo paga mediamente 1 miliardo di euro all'anno, sono tutti, che ne perdiamo 10 aeroplani sono 10.000 euro, per noi 10.000 euro sono tanti perché abbiamo dei costi elevatissimi, è già difficile se riusciamo ad andare alla pari. Certo. L'ENAC immagino vi abbia risposto non solo per mezzo stampa ma anche come si dice, in versione cartacea, o vi ha anche magari fatto una telefonata? No, ecco, infatti quello che contestiamo sono anche e soprattutto i tempi, perché in passato in occasioni del genere si organizzavano degli incontri prima, in modo da poter colloquiare con gli operatori e stabilire insieme come procedere, i tempi e cosa deve fare uno e cosa deve fare l'altro.
Senta, perché qualcuno dice che gli uffici pubblici non sono obbligati a darvi una risposta, no? Questo mi è stato detto da un comune della provincia di Udine. Mi sembra che invece un ufficio pubblico deve dare una risposta chiara e trasparente, no? Questo non lo so, non sono sicuro. Dovrebbe storicamente rispondere entro un certo periodo. Al momento non abbiamo mai avuto risposte, però forse non sono passati 30 giorni, non lo so. Una vecchia battuta di Noschese diceva: quando torneranno a funzionare le poste scriveremo la lettera. Senta, al di là di questo, anche per un po' sdrammatizzare, però mi immagino la vostra situazione. Da ora in poi cosa farete di concreto? Ma diciamo che le nubi cominciano un po' a allontanarsi dall'orizzonte. Ieri abbiamo avuto un incontro molto importante col sindaco e con la città che dovrebbe prendere in futuro la gestione dell'aeroporto. Per cui prevediamo che in tempi relativamente brevi si sblocchi. Come visto, noi stavamo prendendo le misure per sistemare gli edifici a rischio, per sistemare la recintazione. Diciamo, all'inizio ero molto pessimista, ora comincio a vedere che c'è la volontà di fare qualcosa, per cui io penso che forse nel giro di qualche settimana riusciamo a tornare nuovamente operativi. Perfetto. Lei invece è un membro componente di questa associazione e ha deciso di fare una protesta civile, chiara e trasparente. Sì, io sono un socio dell'Aeroclub, in più ho un'attività, un'officina aeronautica di manutenzione e riparazioni di aerei. Ecco, so che questa protesta comunque ha fatto effetto. Sì, insomma, sembra che le cose si sistemino, piano piano vado allo stesso passo dell'Aeroclub, diciamo, degli altri utenti. La speranza è l'ultimo morire, quindi speriamo che tutto si sistemi e si possa ricominciare a lavorare. Senta, qualcuno qualche secolo fa spezzò le catene per ottenere i suoi diritti. Applicato a distanza di anni, bisogna tornare a questi livelli? In un paese civile? E purtroppo evidentemente sì. Vediamo se spezzando la catena risolviamo qualcosa. Manuela Botteghi, siamo qui all'ingresso dell'aeroporto Duca d'Aosta. Io l'ho sentita prima parlare, per 40 anni ci ha, diciamo così, navigato qui dentro, no? Ha fatto jogging, feste, tutto quello che c'entra, ma in 40 anni nessuno si è accorto che qui ci sono delle bombe? Questa infatti è la prima domanda che ci siamo fatti, ma allora dico, siete dei disgraziati, ci avete fatto stare nel pericolo tutti questi anni, come mai ora dopo tutto questo tempo viene fuori che qua ci sono le bombe? Se ci sono ora c'erano anche prima, c'è qualcosa che non torna in questa vicenda? Posso confermare quello che lei dice, perché io per un anno ho fatto il carabiniere a Savogna di Sonzo e questo era territorio mio di competenza, ho girato parecchie volte qui dentro a fare servizio di pattuglia, non sono mai saltato per aria, per fortuna. Sì, per fortuna anche noi, a questo punto non so se siamo stati miracolati o se il miracolo invece è avvenuto adesso con questi sigilli e questo approssimativissimo lucchetto, se posso dire. Certo. Al di là del meteo e delle bizzarrie estive, cosa c'è sotto secondo lei? Ma ce lo stiamo chiedendo, devo dire la verità, forse noi del Movimento 5 Stelle non siamo tanto bravi a fare i dietrologi, ma effettivamente abbiamo pensato a un po' di tutto, dalla speculazione edilizia a una manovra per bloccare i progetti di recupero dall'aeroporto, a qualche dispetto fatto alle associazioni private che qua si stanno comunque dando da fare. Anche noi siamo mi permetta, siamo in Italia, è il paese dei sospetti per eccellenza. Sì, tra l'altro, va bene, dei sospetti anche di qualcos'altro. Noi chiediamo intanto, per incominciare, che il comune, che è il socio di maggioranza, convochi se non un consiglio comunale straordinario, anche se la cosa è piuttosto grave e importante, almeno la riunione della commissione partecipate, che è quella competente, perché vogliamo avere delle notizie dirette e di prima mano, non credo che i cittadini e i loro rappresentanti debbano apprendere i fatti solo dai giornali, e per fortuna che ci sono, perché altrimenti non avremmo saputo niente di tutta questa vicenda. E ci chiediamo anche quindi questo fulmine a ciel sereno, perché di questo si tratta, da dove è scaturito. Siete da parte della politica, diciamo, extra e non solo, ultimamente troppi voli pindarici su Gorizia, no?
Ma Gorizia soffre da sempre, da una parte dell'immobilismo più totale e del resto guarda, l'aeroporto è proprio simbolico, paradigmatico di Gorizia, o il nulla oppure dei progetti faraonici che si sa già in partenza che non potranno essere attuati. Manca oggettivamente quella giusta via di mezzo che tiene conto delle risorse e delle possibilità che ci sono reali, quindi un po' più di concretezza non guasterebbe. Certo. Ilaria Del Zovo invece, che si trova in regione, cosa ci racconta? Ma anche per me è stato un fulmine a ciel sereno questa cosa. Prima parlando con il rappresentante mi raccontava un po' la situazione, anche loro sono caduti di colpo, voglio dire, si sono trovati questo provvedimento in piedi. Io credo che qualcuno debba assolutamente dirci cosa è successo, deve assolutamente prendersi la responsabilità qualcuno. Qui invece c'è un continuo rimbalzo di responsabilità da una parte all'altra e questo credo che non si possa assolutamente permettere. Mi permetta, nel 2014 fare ancora questi giochetti all'italiana è un po' superata, no? Certamente, sarebbe ora appunto che qualcuno si assumesse le proprie responsabilità e ci dicesse realmente quello che è accaduto, se le bombe ci sono e se ci sono la cosa è veramente grave. Senta, una battuta così tanto per farla chiara, il suo reuma preferito cosa le consiglia come Ilaria Del Zovo, non consigliere regionale? Quando andrà a finire? Ma sicuramente essendo in Italia io non credo che andrà a finire molto bene, probabilmente aspetteremo mesi prima di avere una delucidazione e andranno avanti per altri mesi a rimbalzarsi le responsabilità uno con l'altro. Spose bagnate, ploe, insomma, fortunate, la sacra va bene, sta di fatto che comunque questa manifestazione va in avanti, dopo tanti anni neanche il mal tempo la ferma. Sì, infatti, ho in arrivato al 105esimo perdon di Sant'Antoni a Cusignà, te contea di Cusignà, te periferie di Udin, e è un team pad all'ostie di Zin. Io ho vinto delle aperture con gli scampanotatori Furlans, e a Sisemiege, hanno scampanotato tutte place, molto biel. E dicono che ieri la devono bene. Purtroppo il team palece calè e Viodin di fa tutto che è possibile fa, insomma il team nessuno lo comanda. Vendite al predi di pre un ticchino di più, ma mi sa anche. Si vede che magari con la DSL la sono chiappe. No, non chiappe bene, si vede che non chiappe bene. Infatti lui avviò. Esatto, non chiappe bene e lui avviò tante le previsioni su internet, ma mi sa anche non l'ha preato bene. Sì. Comunque che conta è che comunque vi siete organizzati anche in caso di maltempo. Sì, no, ho vinto praticamente, ho vinto un 600 quest 2 QVRs. Cui tendoni, anche gli sparesi laterali si può insiarare e quindi insomma le inte al sud, ecco. Allora c'è programma sia perché che riguarda Sabide e la domenica? Allora Sabide avevo purtroppo il torneo con i donatori di San, organizzate sessioni di Cusignà, dove che con quel team che sente anche sulle arbe dove avevo preferito rinviarlo a domeniche prossime. Comunque è il Ludobus, sempre dal comune di Udin, che al posto di farlo sulle piste di balla sarà fatto dal tendon, quindi sempre al QVR. E dopo sarà le orchestre, vi diciamo calva il team, in caso sarà sempre le orchestre in 90. E chi stanno le prime domeniche proprio il perdon, le quarte di agosto, il perdon di Sant'Antoni, che faranno le processioni, sempre accompagnate sia da nuova banda di Orsan che dai scampanotatori sempre che accompagneranno le processioni, col Sant per vie principali del paese. Sperando domani a tutto il tempo, a manco il che il viodin come il Sant sarà di chiappare ploe oppure sale sud. Perché che conta è che comunque non finisca la manifestazione, potrebbe essere anche un weekend se non sbaglio. Esatto, no, facciamo vodis, praticamente facciamo che il weekend qui, ho vinto a Cattiar, vinto a sabato e domenica, lunedì ho vinto teatro con un gruppo Lis Falischis, sempre so dal tendon per cui le due QVR,
e dopo torniamo a scominciare le ioibe e facciamo ioibe vina sabile domegne con le finali tombolissima e il lancio di palloncini luminosi. Insomma, anche se il blu bisogna venire a cucinare. Anche se al blu bisogna venire a cucinare, sempre e comunque. Succede qui dentro, andiamo a scoprire il primo locale, Tarabane. Allora, Tarabane cosa ci racconta? Tarabane racconta il cuoco. Il cuoco cosa racconta? Tarabane è qua, presenta la festa e propone 2 piatti. Il piatto di primo sono i gnocchetti al capriolo e il secondo è la pezzata rossa in carpione, che è una fettina di pezzata rossa impanata e marinata con cipolla e carote. Possiamo dire che la pezzata rossa è meglio come la presenta lei, no? Direi di sì, direi di sì. Piuttosto che farla, diciamo, alla fiorentina, no? No, è meglio alla friulana. Certo. Che è più buona ed è genuina. Certo, c'è la cipolla che fa bene. E di dolce abbiamo invece il tiramisù alle fragole e ananas, che è un classico e va sempre, piace. Ecco, Tarabane cosa propone poi durante l'anno? Durante l'anno specialità pizze, soprattutto, e un'alternativa di cucina, ma soprattutto pizze in tutte le versioni, con tutte le salse. Dovreste chiedere ai nostri telespettatori, hai fatto un blitz. Un blitz in Tarabane, in piazza Revignano. E noi verremo ad assaggiare. Grazie. Perfetto. E buona continuazione. Grazie a lei, buon lavoro. Allora, la chef Mischia, cosa sta facendo di buono? Io? Sì. Sto scaldando. Cosa presenta? Allora abbiamo una zuppa di cereali, verdure, crostacei e molluschi. E poi ho una cremina di patate con le sardine e la pappa di pomodoro. Di quelle giuste, insomma. Sì, precise. Allora possiamo dire viva la pappa col pomodoro. Esatto. Certo. Allora ricordiamo il suo locale. Ferragut. Ferragut, che è aperto tutto l'anno. Sì, senz'altro, chiuso il mercoledì. Certo. E niente. Dove si mangia e si beve bene. Senz'altro, dove si mangia bene di tutto. Anche la cortesia di chiesa. Esatto, bellissimo. Ecco, dunque si può venire a Taus, che di Guatri, insomma si sposa in un certo senso la cugina che è intesa come fa di mangiare, no? Come parente, ma di chi ha? Nel territorio e tutti il che al poi essi lavoro, prodotti sani, buoni e scelti. Tipicamente friulani? Tipicamente friulani, comunque rintracciabili, comunque sì, lavoriamo molto con i prodotti del nostro territorio, sì. Cosiddetto chilometro zero. Esatto. Va tanto di moda, ma soprattutto in Friuli si sposa bene. Esatto. Bene. Buon lavoro. Grazie. Qua è arrivata la padrona di casa. No, cos'è questo? Principessa di Aris, cosa dici? Dai, bene, finalmente possiamo fare. Devo arrivare io perché arrivasse il sole. Perché non sei venuto negli altri giorni? Faremo una segnalazione. A parte gli scherzi, è andata bene. Beh, noi abbastanza bene, le fettuccine tirano sempre. Diciamo che non possiamo assolutamente toglierle. Questa sera anche bene, anzi mi sono fermata adesso un pochino per vedere la gente ha fame e finalmente felice di uscire un attimo perché questo Ferragosto non è stato dei migliori. Senti, cosa propone il tuo locale? E qui il Principato di Aris è presente con il suo classico fettuccine con l'anatra, con il masurin, dei semplicissimi calamari fritti buoni con un paio di salse e poi c'è una sfogliata al mascarpone con delle fragole, buona, bella calorica. Di quelle giuste al momento giusto. Esatto, speriamo che la gente apprezzi. Senti, mi dicono rush finale. Che senso questa sera rush finale? No, ma mi dicono rush finale. Voce di corridoio. Cosa vuol dire rush Nel finale? senso che comunque possono venirti a trovare, no? Tutto l'anno. No, Madonna, tutto l'anno ci mancherebbe altro, no? E siamo al Principato, chiusi il martedì sera e il sabato a pranzo se non abbiamo feste. Masurin è che è il particolare. Sì, mi avevano detto di fare qualcosa di tipico della zona e noi più del masurin, no? Con i nostri orti, i nostri giardini, volentierissimo. Buon appetito a tutti allora, no? Bene, perfetto. Grazie. Siamo spostati in un luogo sacro, la signora ormai la conosciamo, lei è specializzata a teccais. Sì, sì.
Stanno bene le serate? Benissimo, mi pare si guida qua. Sì, vedo. No, sì. Ma che sia una roba, se ci presenti un signore? Ah, dove sempre che. Il cais particolare, perché il cais lo fa sbaglio. Sì. Cais e basta. Ecco in presa diretta i cais di chi non strani. Crow? Di chi? Che sono i boys. I boys, sì. Ma sono tascoso o senza scorso? Come sono senza scorso? Anche a volte eri tascoso. Sì. Io uso il metodo tradizionale. Sì. Le vecchie ricette. I danone, come si dice. Sì. I danone che sono che io usi per far bene mangiare. Esatto. Perché io hai le ricette e tutti mi dicono che ha il stesso sapore. Allora perciò sono in linea. Questa famiglia di tambien, tienimi via come. La polente che io uso. Un po' manco. Lei è OGM che cazzo. No. Fidenato è un mio telespettatore affezionato. Che hai mangiato OGM? Non mi piace. Alle bo? Ma a dici che non fa alle bo? Non sai? No, lì sono diversi. Io lì noi fossi in capitolo. Non sai, però sono tradizionalista. Alle mie ore. Ci avete provato ogni tanto. Sono d'accordo, però bisogna riuscire. Comunque che conta che sono i cais miei dal territorio? Oh, non sta fammi dire robe che non posso dire. Io le pensi così, però non sta fammi dire robe. Sì. L'importante è che io le provare, se sono buoni. Spero che tu io mangi senza chi sta? Dopo sì. Ecco. No, ma di finire l'intervista. Va bene. Bene, la lasciamo alla sua opera. Va bene, sì. A dopo allora, fai cais. Gaucho argentino, qua si mangia immagino carne. Sì. Quella giusta. Salsiccia, certo, quella originale. Specialità particolare. Sì, esattamente, le empanadas che sono tipiche dell'Argentina, sono dei panzerotti con ripieni di carne, e olive, una salsa. Voi siete un po' degli abitué, no, di Guarda Castello? Sì, già qualche anno che partecipiamo. Ma la gente risponde bene? Sì, piace. Nessuno si lamenta? No, abbiamo anche il ristorante, questo è un buon veicolo di pubblicità. Non resta che dire, venite ad assaggiare. Esattamente, venite tutti ad assaggiare. Si mangia, si beve bene? Anche. Vedi di così? Non dico niente. Buon lavoro. Altrettanto grazie. Signor Sindaco, allora al di là del maltempo, per fortuna l'ultima serata ha dato la possibilità di gustare a 360 gradi questa manifestazione. Beh sì, abbiamo avuto le prime giornate rovinate da questo stranissimo clima, un Ferragosto molto freddo, questo del 2014. Stasera finalmente il tempo ha dato un po' di tregua e quindi la piazza si è riempita e la gente corsa qui a Rivignano da tanti paesi del Friuli e da fuori regione ha avuto l'occasione di gustare i piatti preparati dai ristoranti del comune di Rivignano Teor. Possiamo dire che è una bellissima skyline quella che si presenta questa sera. Sì, certo, anche perché appunto Rivignano Teor è il comune della regione Friuli Venezia Giulia che vanta il maggior numero di ristoranti recensiti nelle migliori guide gastronomiche, quindi è un territorio molto bello bagnato dal fiume Stella, ma dove un'altra delle caratteristiche è quella della buona alimentazione, quindi insomma si può venire a Rivignano Teor per tante ragioni, anche per mangiare bene, e stasera questa è la vetrina dei ristoranti del territorio. Ecco, ricordiamo chilometro zero. Sì, chilometro zero, nel senso che molti dei piatti che sono proposti qui stasera dai ristoranti del territorio sono prodotti appunto che sono prodotti del fiume Stella e quindi i prodotti del territorio. Ecco, allora cosa dire ancora? Aggiungere che Rivignano non si ferma qui, anzi raddoppia. Raddoppia perché la fusione col vicino comune di Teor ha permesso di avere maggiori ristoranti in piazza qui stasera. È una vetrina di manifestazioni che inizia ai primi di giugno a Flambruzzo con la sagra degli Emoli e si conclude poi a settembre, quindi ogni fine settimana c'è una sagra, finisce qui in piazza Rivignano oggi il 15 agosto, già domani 16 Campomolle per il Pardon di San Rocco, quindi davvero un'estate ricca di manifestazioni praticamente ogni sera nel comune di Rivignano Teor. Presidente, allora è una grande serata finalmente. Finalmente sì, 1 su 4, purtroppo quest'anno il tempo non è stato per niente clemente con noi, ci ha rovinato 3 serate.
stasera chiudiamo col botto, finalmente. Dovevano essere tutte le 4 serate così, con la piazza piena, tavolini stracolmi, gente in piedi che aspetta per mangiare. Stasera bene, sono contento, mi dispiace per gli altri giorni, però sarà meglio il prossimo anno. Senti, al tempo non si comanda. Purtroppo il tempo non si comanda, meno male che a qualcuno non si comanda. Però che conta che Rivignano ha respinto. Come, scusa? Che conta che Rivignano ha respinto. Sì, Rivignano ha risposto molto bene, da di quello eravamo tranquilli perché con i nostri ristoranti in piazza che fanno la gara per fare uno meglio dell'altro, con i prezzi molto modesti che teniamo proprio per avere la gente in piazza, io penso che questa formula è una formula per me e anche per le opinioni che sento in giro molto azzeccata e avrà un futuro, penso sempre ogni anno migliore. Senti, cosa avete in pentola in questo momento? Ma adesso guarda, domani si sbaracca, dopodiché ci prendiamo non tanti, 8-10 giorni e mettiamo in piedi i santi di Rivignano, perché poi ripartiamo con i santi, che non sono lontani. Che vista la temperatura? La temperatura purtroppo è già da santi. Però dai, sarà meglio il santi, a novembre sarà meglio. Va bene? Che dire, restate a Rivignano. Restate a Rivignano, si mangia, si beve. Abbiamo fatto lo slogan, no, l'altra volta. Venire a Rivignano vuol dire mangiare bene, mangiare bene, mangiare sano. Rivignano. A Rivignano, bravo. Anche dall'Alto Adige? Dall'Alto Adige, da Bressanone. Ma senti, sei su Tirol o importante? Prego? Sei su Tirol o importante? Alto Adige, Sud Tirol. Senti, cosa vuol dire uno del Sud Tirol arrivare in Friuli? Beh, è trovarsi tra fratelli perché ci si trova molto bene. È bella questa sagra? È bella, bellissima. Io vengo da anni qua a Rivignano e mi trovo sempre molto bene. Allora, visto che ci guardano anche su YouTube, noi siamo Canal Furlan, però ci guardano su YouTube, fai un saluto ai nostri amici in tedesco o in ladino. Also, liebe Freunde, liebe Grüße. Bene, Augenthaler. Prego. Previsioni del tempo per domenica 24 agosto. Sui monti cielo variabile con la possibilità di qualche rovescio pomeridiano, ma ci saranno anche schiarite. Su pianura e costa al mattino avremo nuvolosità variabile, in giornata miglioramento con cielo poco nuvoloso, forse anche prevalentemente sereno sulla costa. Dal pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio. Lunedì sulla costa avremo cielo in prevalenza sereno con Borino al mattino, Brezza al pomeriggio. In pianura cielo poco nuvoloso, sui monti variabile. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.